18 anni più 3 di condizionale, 1.250.000 euro di multa. Questa in sintesi la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Agrigento Valerio D'Andria al carabiniere Salvatore Rotolo. Per la giustizia italiana Rotolo è il colpevole dell'omicidio della compagna Antonella Alfano, 34 anni, un omicidio molto efferato avvenuto l'anno scorso. Nell'udienza di ieri, che era durata 5 ore, la difesa dell'imputato, gli avvocati Sergio Monaco e Gioacchino Genghi, hanno tentato l'ultima carta cercando di smondare proprio la tesi dell'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Giacomo Forte, che hanno chiesto per il militare la pena dell'ergastolo. Dell'avviso opposto naturalmente i legali di Rotolo, Marino e Genghi, che nella loro discussione avevano spiegato che la mattina del 5 febbraio del 2011 Rotolo non era nel posto del ritrovamento del cadavere, ma per tutta la mattinata era rimasto in campagna vicino al villaggio Mosè, allontanandosi solo il tempo necessario per andare a comprare delle confezioni di mangime in via dei Fiumi. Una condanna che per i familiari di Antonella Alfano però è molto lieve. Infatti alla fine dell'udienza non sono mancate le scene di sconforto. Ci sono rimasta malissimo perché aspettavamo di più. Mia figlia me l'ha uccisa 3 volte, prima l'ha soffocata, poi ha messo la castagna e poi ha fatto distruzione di cadaveri dandoci fuoco con la benzina. Io grido col cuore di mamma che ha distrutto a mia figlia, ci ha distrutto noi, ha distrutto Erede pure. Questa bambina quando sarà grande cosa penserà di questo vigliacco assassino di padre che ha? Sono molto arrabbiatissima e non so quello che dire perché ho tante cose da dire, ma il Signore farà ancora luce e giustizia. Comunque non ve l'aspettavate? No, Per me è stata una grande delusione, perché io credevo nello Stato italiano. Lo Stato italiano abbandona le parti offesi. Adesso il prossimo passo quale sarà? Sicuramente l'appello, ma anche se per me è tempo perso, perché come va l'Italia è soltanto uno tempo che spreca appresso alla legge italiana. Si ha la sensazione che in Italia non ci sia giustizia. Oltre alla giustizia c'è qualcosa che va bene? Non va bene la politica, non va bene niente, figuriamoci la legislatura italiana, perché prima devono cambiare le leggi al Parlamento. Quando i signori si decidono, chi sta a Roma, a cambiare le leggi in Parlamento, forse qualcuno ci pensa 2 volte ad uccidere.